Questa iniziativa per portare avanti una tradizione cavagliese degli anni passati, diciamo, è denominata Sette Merende, perché la tradizione era mangiare 7 cose diverse e vogliamo riportare le vecchie tradizioni nel paese. Dopo questa bellissima giornata che ci ha accompagnato, proporremo altre manifestazioni durante l'anno. Il 18 maggio ci sarà un raduno delle Jeep. Il 6 di luglio avremo poi un motoraduno che è iniziato l'anno scorso in memoria di Samuele Guggia, e poi il pezzo forte, speriamo, sarà i 3 giorni di feste, sabato, domenica e lunedì. Sabato è dedicato ai giovani, e domenica alla mezza età, e lunedì il pezzo forte, che è la sfilata che praticamente abbraccia dai più giovani ai meno giovani. Le date è il 12, 13 e 14 luglio. Io volevo invitare anche tutti i paesi limitrofi qua vicino, anche la gente che magari vuole passare una giornata diversa dalle solite. Per dirvi le date, ve le ha già detto il segretario, sono tutti ben accetti. Poi se c'è qualche proposta anche di qualche società, di qualche associazione che vuole portare avanti qualche discorso culturale, noi siamo disposti anche ad accettare le loro proposte. È una bellissima giornata, dobbiamo ringraziare la Prolocco di Cavaglio che ci ha dato l'opportunità di fare una bella mangiata tutti assieme, e questo dobbiamo dare a loro, al mio amico qui Cantoia. Però nel medesimo tempo invitiamo tutti i cavaliesi della zona e non solo di venire a Ghemme dal 25 aprile, dove ci sarà la mostra del vino nel recetto del castello. Ringrazio il segretario e il presidente della Prolocco di Cavaglio d'Agogna. Insomma, anch'io cerco di stare con gli amici di gioventù, insomma, gli anni passati. Adesso per esempio domenica facciamo i coscritti del 47 a San Carlo, dove c'era stato San Carlo Borromeo. C'è il vicario di Verona che ci dice messa in ricordo degli amici coscritti che non ci sono più con noi.